A Barcellona Pozzo di Gotto torna uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. Il presepe vivente organizzato dalla parrocchia Santi Andrea e Vito, giunto quest'anno alla sua 11ª edizione. L'evento si svolgerà in 6 giornate. Il 25, 26 e 28 dicembre, poi giorno 1, 4 e 6 gennaio. Dalle ore 18 alle 21, con ingresso dalla piazza mercato della città del Longano. Le serate saranno accompagnate dal suono di fisarmoniche e organetti della scuola del maestro Benevento. Il presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto si distingue per una scelta precisa. Non è ambientato in Palestina, ma interamente in Sicilia, per ricordare che Cristo nasce per ogni popolo, dunque anche per noi siciliani. È un presepe in stile siciliano, tant'è vero che i pastori oggi sono in borghese, però indosseranno non gli abiti palestinesi ma quelli siciliani. La Sacra Famiglia indossa abiti tradizionali e trova posto su un carretto siciliano. Qui c'è il carretto siciliano, proprio qui ci sarà la Madonna poi? Sì, la Madonna seduta sul carretto con San Giuseppe e speriamo quest'anno anche di avere Gesù Bambino vero. Mentre tutto intorno prendono vita le botteghe dei maestri artigiani. Io faccio falegname qua e falegname nella vita. Volontari e organizzatori lavorano da giorni per preparare i luoghi che accoglieranno i visitatori, testimonianza di un impegno condiviso e appassionato. Con l'aiuto di tante persone, volontari, abbiamo realizzato questo presepe che oggi potete ammirare. Oggi il presepe vede coinvolti oltre 120 figuranti, ma la sua storia comincia nel 2012, quando 3 giovani della parrocchia, Nino Perdichizzi, Vincenzo Conti e Salvatore Barca, allestirono un piccolo presepe nel cortile della vecchia chiesa, con 7 capanne e 40 figuranti. Da lì l'idea di coinvolgere persone reali al posto dei personaggi di legno, dando inizio a una tradizione che di anno in anno ha visto crescere partecipazione e successo. Dal 2019 il presepe trova casa in un'antica masseria abbandonata, generosamente messa a disposizione dal proprietario Aurelio Duca. Già ormai da 4 anni, anzi ringrazio proprio tutti gli operai, le maestranze del comitato del presepio che hanno portato questo locale a questa bellezza. Grazie al lavoro dei volontari questo luogo carico di memoria è stato recuperato e riportato al suo splendore, trasformandosi nello scenario ideale per la rappresentazione. Tra le scene più apprezzate troviamo U Cannizzaro, U Spiritaro, U Sapuni, I Ricamatrici, U Firraro, U Sarto e tanti altri antichi mestieri della tradizione siciliana. Presente anche il caratteristico palmento, con la pigiatura dell'uva e il travaso del vino nelle antiche otri, testimonianza di una Sicilia che non vuole essere dimenticata. Appuntamento quindi con il presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto, nelle giornate del 25, 26 e 28 dicembre e l'1, il 4 e il 6 gennaio dalle ore 18 alle 21. E oggi vi portiamo a scoprire un presepe vivente siciliano che viene realizzato anno dopo anno a Barcellona Pozzo di Gotto nel quartiere Sant'Andrea. Sì, a Sant'Andrea di Barcellona. Qui ci troviamo all'interno di una delle scene di questo bellissimo presepe vivente che si svolgerà in 6 giornate. Sì, il 25, 26 e 28 dicembre, poi giorno 1, 4 e 6 gennaio, dalle 18 alle 21. Ci parli un po' di questo presepe vivente, come nasce intanto l'idea? L'idea nasce nel 2012 quando nel cortile della vecchia chiesa, per gioco, abbiamo realizzato un presepe con le statue di legno. Parlando con alcuni collaboratori, dice perché non sostituiamo queste statue con dei personaggi veri, e quell'anno abbiamo realizzato un piccolo presepe con 7 capanne e 40 figuranti. L'entusiasmo, la partecipazione è stata tantissima, che l'anno dopo abbiamo deciso di spostare quel piccolo presepe vivente nel Baglio di Sant'Andrea, dove siamo stati per 5 anni. Poi invece l'idea, il presepe era sempre molto partecipato, l'entusiasmo sempre, c'era molto entusiasmo da parte di tutti. Ci siamo spostati in questa masseria dove
con l'aiuto di tante persone, volontari, abbiamo realizzato questo, diciamo, presepe che oggi potete, diciamo, ammirare nella sua, diciamo, semplicità e bellezza, perché come avete modo di vedere è ambientato in Sicilia, in stile siciliano. Questo è un antico palmento, era veramente un palmento in passato. Sì, fino agli anni 60, mi sembra 70, veniva utilizzato, diciamo, probabilmente per la pigiatura dell'uva. Quindi in occasione del presepe vivente lo vedremo tornare in vita. Sì, 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 come sia il palmento e sia, diciamo, tutta la struttura. Ancora oggi ci sono tantissimi figuranti che rendono possibile tutto ciò, c'è un grande impegno, un grande lavoro e proprio in questi giorni state lavorando per rendere possibile poi il presepe vivente. Sì, noi già da settembre ogni sabato ci riuniamo qua sempre con tutti i volontari, probabilmente per abbellire e curare al meglio questo, diciamo, presepe. In anteprima avremo la possibilità di scoprire alcuni luoghi di questo presepe vivente in stile siciliano e sappiamo che c'è anche il forno acceso, perché avremo la possibilità di vedere in anteprima anche il pane infornato. Sì, sì, qualche dimostrazione anche come veniva fatta la pasta, perché ormai oggi anche la pasta fatta in casa non esiste più. Verranno questa dimostrazione, anche Uspiritaru, come veniva fatto Uspiritu, diciamo, dall'aranciamaro. In occasione delle 6 giornate ci sarà la possibilità anche di degustare qualcosa. Sì, diciamo, tutte le sere verrà fatto solitamente pane fritto, poi pane fritto col vino, che ormai oggi non è difficile, diciamo, che uno assaggi queste cose, poi pane con la marmellata, pane caldo con l'olio, un po', diciamo, ogni sera verrà fatto sempre qualcosa, diciamo. Un'occasione imperdibile anche perché, ricordiamo, l'ingresso è libero. Sì, 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 libero. Poi all'uscita chi vuole liberamente può comprare un biglietto, perché il presepe non è sostenuto, diciamo, economicamente da nessuno, solamente poi dalla vendita di quei biglietti all'uscita. Non resta altro che iniziare il nostro viaggio all'interno dei luoghi che saranno animati in occasione delle 6 giornate del presepe vivente qui a Barcellona, nel quartiere Sant'Andrea. Sì, sì, sì. E dalla piazza Mercato, dove c'è la possibilità di parcheggiare. Ci sarà un'ampia area parcheggio, non manca. Grandissima, come si vede, poi avete modo di vedere. Nel forno a legna come una volta, è impastato con le mani, non con la macchinetta. La bellezza di 58. Quindi da 50 anni, da mezzo secolo fai il pane. Sì. Hai imparato da piccola. Da piccola con una mia cara zia che non c'è più. E si continua a infornare il pane. Amici, non solo il pane, perché qui a Barcellona Pozzo di Cotto anche il folklore siciliano, la nostra musica. State con noi perché vi porteremo alla scoperta di questo bellissimo luogo, un'antica masseria. Qua siamo in un'antica masseria qua a Sant'Andrea di Barcellona e come potete vedere questa era, penso, la casa padronale dove abitavano i proprietari, diciamo, di questo posto. E qua siamo veramente nella cucina, come potete ben vedere. E qua nelle sere del presepe ogni sera verrà fatta la dimostrazione di come si faceva la pasta fatta in casa. E poi a fine presepe questa pasta verrà degustata, diciamo, da tutti noi figuranti. Qual è il tuo ruolo all'interno di questo progetto? Allora, noi siamo stati dei primi, diciamo, a vedere questo luogo come una fonte per fare un presepe bellissimo. Siamo riusciti, ma faccio parte, diciamo, dell'organizzazione.
del gruppo dei lavoratori, dove lavoriamo tutti i sabati per dare soddisfazione e dare una bella vista di tutto quello che facciamo. Saranno giornate indimenticabili anche dal nostro folklore. Sì, bellissimo, è un'atmosfera irreale, bella, dove secondo me non si trova da nessuna parte l'atmosfera che si trova in questo presepe. Musica, danze, tutto, divertimento, vecchi mestieri, tutto. Troviamo tutto quello che si faceva una volta in Sicilia, dove ora è impensabile di trovare. C'è anche il forno a legna? Certo, c'è il forno a legna dove si farà un bellissimo pane caldo con l'olio. Non solo oggi ci sarà penso qualche dimostrazione, ma anche durante tutte le serate ci sarà la possibilità di degustare il pane caldo. Qui ci troviamo in quale ambiente? Qui è l'ambiente dove si fa lo spirito, lo spiritaro, dove è un vecchio mestiere dove si ricavava lo spirito dall'arancia amare. Si cava l'arancia, si spreme la buccia dell'arancia per raccogliere lo spirito, che poi verrà usato nelle fabbriche. Sinceramente non so il perché. Un mestiere scomparso che torna a vivere grazie al presepe vivente. Ma tanti altri mestieri come questo che vengono a scomparire, tipo anche il falegname stesso. Pensiamo al falegname che prima costruiva la qualsiasi, adesso andiamo al centro commerciale, troviamo già pronto con pochissimi soldi. Invece qua vediamo il falegname che ci costruisce tutto quello che si poteva costruire una volta, che non costruiscono più nella vita reale, ecco. L'invito è rivolto a tutte le famiglie di portare anche i giovanissimi qui per non dimenticare il nostro passato. Soprattutto portare i bambini per vedere i vecchi mestieri, le vecchie tradizioni, le vecchie musiche e tutto quello che c'è da vedere, di tutto quello che c'era una volta e che adesso non c'è più. Il palmento che fino agli anni 70 veniva usato regolarmente ogni anno per la pigiatura dell'uva. Prego. Quindi questo era un antico palmento? Sì, un antico palmento recuperato, però è tutto, come potete vedere, è tutto rimasto, diciamo, nella sua bellezza, nella sua semplicità. Rivedere e vivere questi luoghi ci deve portare a fare delle riflessioni, vero? Indubbiamente. Tenete conto che il loro lavoro è stato davvero impegnativo, perché ogni luogo era non solo ricoperto da erbacce e roghi, ma addirittura alcune aree erano delle vere e proprie discariche, e loro si sono impegnati a pulire tutto e restituire l'antico splendore a questa masseria. L'unione fa la forza. Sì, in effetti è vero. L'unione con Dio e poi Dio ci unisce fra di noi. Quante persone hanno lavorato? E siamo in compagnia di Aurelio Duca, che è il proprietario di questo bellissimo luogo, di questa masseria, che ha messo a disposizione proprio per il presepe vivente da tanti anni. Sì, già ormai da 4 anni. Anzi, ringrazio proprio tutti gli operai, le maestranze del Comitato del Presepio che hanno portato questo locale a questa bellezza, perché prima magari era solo adibito a lavori, come vedete dal palmento, a lavori di vigne e di cose, e l'hanno veramente riportato alla luce e li ringrazio per questo. Sono contentissimo di aver dato il locale proprio per una associazione benefica, diciamo, per far conoscere la realtà del presepe a Barcellona, del presepe vivente. Io mi ricordo quando ero piccolo venivo qui con mio papà, che era il fratello dei miei zii, che abitavano questa tenuta, e ho dei ricordi bellissimi. E ogni anno quando facciamo il presepio sempre mi commuovo pensando a questi ricordi da bambino, e adesso anche con il presepe, che è veramente una realtà viva a Barcellona proprio. Il presepe di Barcellona, esattamente del quartiere di Sant'Andrea, è una realtà
che proprio si fa nominare fra tutti gli altri presepi. Qui siamo all'interno del palmento. Ecco, lei si ricorda quando era giovanissimo, veniva qui a curiosare mentre si faceva la pigiatura dell'uva? Sì, vi ricordo dai 7 anni in poi fino a quasi a 20 anni venivo sempre qui, soprattutto nel periodo di ottobre, perché si vendemmiava i primi di ottobre. E mi ricordo venivamo qua e c'erano tutti gli operai, tutti gli addetti che pigiavano l'uva e poi la stringevano in quella specie di torchio antico che c'è di legno, che ancora è funzionante. Grazie al presepe vivente sarà possibile rivivere quei momenti. Sì, grazie al presepe vivente, infatti lo riviviamo ogni anno. Mi ricordo che ci sono anche qua gli operai, alcuni del maestranza, alcuni figuranti, che fanno proprio le stesse scene che facevano i miei nonni e i miei zii quando il periodo della vendemmia. Sarà un'occasione per rivivere un passato che non c'è più e c'è anche un po' di nostalgia per questo passato. Sì, c'è anche un po' di nostalgia, però è bello rivivere il passato, perché non bisogna mai dimenticare le nostre radici e le nostre diciamo, tradizioni, ecco, tradizioni e culture. Soprattutto bisogna riprendere queste vecchie tradizioni che oggi come oggi, magari al mondo d'oggi, i giovani magari non ci pensano più. L'invito è quello di venire in una delle 6 giornate del presepe vivente e magari portare tutta la famiglia. Sì, infatti invito tutti a venire in queste 6 giornate del presepe vivente e portare la famiglia affinché anche i genitori possano insegnare ai loro figli le belle tradizioni di una volta, quando ci si divertiva con poco, diciamo. Salve, siamo in compagnia di Stefano. Qual è il suo ruolo all'interno di questo presepe vivente? Mi occupo dell'osteria, quest'anno sarà l'osteria dentro in pratica il palmetto, quindi penso che si spera di poter far mangiare di più quelli che lavorano nel palmetto mentre che fanno il vino. Quindi ci sarà la possibilità di gustare varie specialità. Sì, questo sarà l'angolo dove si cucinerà in pratica in questo luogo. E continua il viaggio, quindi la seguiamo. Si trova a Barcellona, precisamente nel quartiere di Sant'Andrea. E proprio qui rivive in questa antica masseria il presepe vivente. Veramente una stalla vera e propria, dove anticamente era il ricovero degli animali e noi ogni anno ci sarà il bue e l'asinello. Si lavorerà quindi fino al giorno di Natale? Sì, fino alla mattina, anche no, fino all'apertura diciamo, ma è così tutte le sere perché poi le cose da preparare sono sempre tante, però come dicevo sempre c'è la soddisfazione che ci fa dimenticare tutto poi. Ci saranno oltre 100 figuranti? Sì, 100-120 figuranti impegnati e anche grazie a loro che tutto questo si può fare. Qui c'è il carretto siciliano, proprio qui ci sarà la Madonna poi? Sì, la Madonna seduta sul carretto con San Giuseppe e speriamo quest'anno anche di avere Gesù Bambino vero, perché già da alcuni anni, ogni anno abbiamo avuto a disposizione il piccolo... La natività in stile siciliano, perché Gesù nasce in ogni luogo, nasce anche qui in Sicilia. Si nasce in ogni luogo e in ogni tempo. E diciamo che proponendo il presepe vivente noi cerchiamo di riflettere sul grande mistero dell'incarnazione, Dio che si fa uomo, e nello stesso tempo aiutiamo i visitatori a riflettere su questo grande mistero della prossimità di Dio. Quale invito facciamo? Venite a vedere il nostro presepe in stile siciliano, dove si incontrano il mistero di Dio e la nostra cultura siciliana. Grazie allora a tutti coloro che stanno rendendo possibile questo presepe, c'è tanto lavoro dietro. Abbastanza, assolutamente sì. Troppo. I vostri nomi? Paolo. Giovanni. Io sono il Fabbro Romeo. Quindi ognuno cerca di dare il proprio Sì, contributo. sì, ognuno diamo il nostro, da parecchio tempo, da parecchi anni.
e cerchiamo di migliorare sempre ogni anno che passa. C'è grande soddisfazione poi. Certo. Assolutamente sì, anche a detta delle persone che vengono a visitare il presepe rimangono abbastanza soddisfatte. Anche colpiti dal luogo che abbiamo creato, perché come si dice abbiamo fatto tanto lavoro, però è anche tanta la soddisfazione che stiamo raccogliendo in questi anni dalle persone che ci vengono a trovare con i commenti che riceviamo. Ecco, Nino, ci salutano da Ispica, L'Aquila, Caltagirone, Pachino. Quale invito facciamo? Quello di venire qui nei giorni del presepe, li ricordiamo? Sì, il 25, 26 e 28 dicembre, l'1, 4 e il 6 gennaio, dalle 18 alle 21. Ingresso libero? Ingresso libero da Piazza Mercato. Quindi c'è un'ampia area parcheggio? Sì, grandissima. Barcellona Pozzo di Gotto, allora noi vi abbiamo dato questa piccola anticipazione, seguiteci anche su Onda TV perché ci saranno presto tanti altri servizi e vi aspettiamo qui per il presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto nel quartiere Sant'Andrea. Siamo nel luogo dove verrà rappresentata la natività di nostro Signore Gesù Cristo. Attraverso questo presepe vivente che proporremo alla collettività vogliamo riflettere innanzitutto noi e poi anche coloro che verranno a trovarci, li vogliamo fare riflettere sul mistero del Natale. Dio che si fa uomo, uno di noi, vicino a noi. Siamo soliti pensare a Dio lontano nel regno dei cieli, nell'alto dei cieli, e invece Dio si fa uomo, assume la nostra carne. Quindi là vi sarà un attimo straordinario qui. Sì, sì. Sul carretto ci sarà la ragazza che rappresenta la Beata Vergine Maria e poi accanto a lei colui che rappresenta San Giuseppe. Come ha detto già qualcuno, ci auguriamo che anche quest'anno possiamo avere un bambino vero. Cosa si proverà passo dopo passo per tutti coloro che verranno? Cosa proveranno? L'emozione è sempre grande, anche per me che sono sacerdote, cioè vivere l'esperienza del presepe vivente è sempre una grande emozione, anche perché, l'ho detto già prima, lo ripeto, Dio ci unisce. Mi rendo conto che attraverso questa esperienza la comunità è cresciuta e i legami di fraternità in questi anni si sono rafforzati. E allora invitiamo tutti a godere di questa magia. Sì, indubbiamente. L'invito è esteso a tutti anche perché è una bella esperienza da vivere. Il luogo è incantevole perché siamo in pieno centro, eppure nel centro del quartiere Sant'Andrea troviamo questa antica masseria. I volontari hanno dato vita a questo luogo che era abbandonato. Vediamo che c'è tanto lavoro, un lavoro di squadra per rendere possibile questo bellissimo presepe vivente. Sì, in effetti c'è tantissimo lavoro, loro cominciano a lavorare anzitempo già verso la fine dell'estate, l'impegno è tanto e si cerca di fare qualcosa per la collettività. E poi giustamente è un modo di annunciare il Vangelo. Sappiamo che il Vangelo lo si annuncia anche attraverso la rappresentazione del presepe vivente. La Chiesa ha questo compito, quello di evangelizzare, e attraverso tutto quello che offre annuncia il mistero di Dio. In questo caso Dio che si fa uomo, il mistero del Natale. Questo è un presepe particolare, qui siamo nella scena della Natività, vediamo c'è un carretto siciliano, questo è un presepe in stile siciliano. Sì, è un presepe in stile siciliano, tant'è vero che i pastori oggi sono in borghese, però indosseranno non gli abiti palestinesi ma quelli siciliani, per indicare che Dio entra anche nella nostra cultura. Il Signore si vuole fare uno di noi, vuole vivere accanto a noi. Ci potremmo chiedere, spesso ci si chiede dove abita Dio, Dio abita dove vive l'uomo e quindi noi lo dobbiamo semplicemente accogliere. L'auspicio è quello di trascorrere un sereno Natale. L'augurio a tutti di un sereno Natale e sarà sereno se oltre al panettone, alle luci, a tutto il resto accoglieremo Dio nella nostra vita. Intanto un plauso va a tutti i volontari che hanno lavorato e continueranno a lavorare per rendere possibile il presepe vivente anche quest'anno. Indubbiamente, un ringraziamento sentito a tutti i volontari
E poi anche un grazie al proprietario di questo borgo che ogni anno ci dà la possibilità di realizzare il presepe vivente. Anche il proprietario è uno dei figuranti, avrete modo di vederlo nelle serate del presepe vivente. Emozioni infinite. Noi siamo un gruppo di amici che ci riuniamo per le feste natalizie girando nel presepe qua, suonando il presepe, per allegare giustamente i visitatori, tutti quanti, per dare un po' di allegria, diciamo così, con canti natalizi, anche tarantelle, canti siciliani. La musica è vita. È vita, è allegria, è vita, è comunità, stare insieme, è divertimento, tutto, racchiude tutto. E tutti questi elementi saranno caratterizzati nel presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto. Siamo presenti, almeno io da un paio d'anni, 3-4 anni che partecipo a questo bellissimo presepe e cerchiamo di portare avanti queste tradizioni, perché la musica unisce, specialmente in questi momenti di natalizi. Può rappresentare il presepe, è bellissimo. Ed ora ascolteremo un emozionante brano, ma nel frattempo invitiamo tutti in quali giornate e dove? A Barcellona Pozzo di Gotto, a Sant'Andrea, nei giorni 25, 26 e 28 dicembre, l'1, 4 e il 6 gennaio, dalle 18 alle 21. Saranno immersi nel fascino antico di una storia lontana che emozionerà tutti? Sì, senz'altro. Quale brano ascolteremo adesso? Pizzicarella. Una pizzicarella. Quindi sarete presenti nelle giornate del presepe? Sì. Vi sposterete all'interno di questo? Ci sposteremo all'interno, sì, nelle varie postazioni. Che repertorio porterete per quelle giornate? Per quelle giornate il repertorio natalizio e nelle postazioni dove ci vuole allegria dei brani allegri. Che stiamo per ascoltare ed apprezzare, aspettando le grandi giornate. Sono dei giorni da non perdere, immaginate qui quello che vi aspetta in quei giorni, il presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto, che toccherà il cuore di tutti. E anche quest'anno sarà presente la musica siciliana, il nostro folklore all'interno del presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto del quartiere Sant'Andrea. Siamo in compagnia del maestro Benevento che è sempre presente in queste occasioni. Sì, io sono Pippo Benevento e gestisco la parte musicale nel presepe. Con la nostra musica tradizionale alleghiamo le varie postazioni. Partecipo con i ragazzi con le fisarmoniche, alcuni amici ci sono con i tamburi, con le chitarre. Intanto conosciamo i protagonisti di oggi, di questa presentazione in anteprima. Lei... Salvatore Mendolia con il tamburello e voce.
Pippo Barbera col tamburello. E il maestro invece con una fisarmonica. La fisarmonica, sì. Che repertorio porterete in quelle giornate? E in quelle giornate porteremo naturalmente musiche di Natale, natalizi, Tu scendi dalle stelle, tutte le musiche che riguardano il Natale, e nelle postazioni dove ci vuole più allegria, diciamo, anche delle tarantelle, delle musiche fatte per alletare pure i visitatori del presepe. Sarà un'occasione per vedere questo bellissimo presepe, ma anche per tuffarsi in un'atmosfera unica. Sì, per tuffarsi in un'atmosfera unica, un'atmosfera natalizia, l'ho detto già prima, con le musiche pure tradizionali, e riportare un po' il passato, quello che un po' ci stiamo dimenticando da dove veniamo, giustamente. Quando hai iniziato a suonare, maestro? Io piccolissimo, all'età di 7 anni. Sì, la fisarmonica l'ho conosciuta all'età di 7 anni. Da allora non ha più smesso? No. La passione, la fisarmonica ce l'ho proprio nel cuore, ecco. Ai giovani che ci ascoltano cosa diciamo? Di avvicinarsi alla musica? Sì, di avvicinarsi alla musica. La musica trasmette, comunica, crea amicizie e fa i miracoli. Allora, tra poco ascolteremo all'interno di questo antico palmento un brano. E facciamo una pizzicarella, una musica allegra. E ci sarà anche Nino, perché non solo organizzatore di questo presepe, ma anche musicista. Sì, suono la fisarmonica e da alcuni anni con il maestro ho imparato l'organetto a suonare. Che rispetto alla fisarmonica è un po' diverso dai tasti? Sì, no, tutto due cose diverse, però nello stesso tempo uno strumento che ormai non è, non si vede spesso suonare questo organetto. Continua il viaggio nel presepe vivente di Sant'Andrea e adesso ci troviamo nella stanza del falegname. Prego. E facciamo ingresso ed immergiamoci in questo antico mestiere. Buonasera. Buonasera. Un mestiere che va a morire, perché ormai artigiani siamo in pochissimi. Io faccio falegname qua e falegname nella vita. Ed una volta era un mestiere fondamentale. Una volta era il falegname. Si andava pure a mestiere da piccoli per imparare. Ho iniziato da piccoli, da 9 anni e 40 anni che faccio questo mestiere. Quanti attrezzi vi sono? Molti Ci mostri qualcosa? Questo è un pialletto di una volta per fare le cornici che si facevano una volta a mano. Ora ci sono tutti i macchinari che fanno queste cornici. Tutti i segacci di una volta, dal più grande che si maneggiavano due persone a quelli tutti piccolini. E qui il bancone. Scurbie, valette, tutte le attrezzature vecchie di una volta. E noi facciamo un po' di cose per cassette, soffietti per soffiare a brace, per dare alle persone. Invitiamo tutti in questo presepe. Venite e resterete con la bocca aperta a vedere tutti i vecchi mestieri di una volta. Grazie, un caro saluto. E arrivederci. E i video continuano. Quindi questo che cos'è? È una sega di una volta che si usava per tagliare tutto a mano. Oggi non si utilizza più, ci sono tutte le attrezzature tecnologiche che fanno tutto loro. È cambiato parecchio questo mestiere? È cambiato moltissimo. Ma c'è un po' di nostalgia del passato? Sì, abbastanza. Ormai i prodotti artigianali non li capisce più nessuno. Tutti comprano prodotti buoni, pronti, gli artigiani ormai vanno a morire. Si faceva tanta fatica, ma c'era anche tanta soddisfazione vedere le persone soddisfatte. Il presepe servirà per non dimenticare. Il presepe servirà per non dimenticare i vecchi mestieri e se i bambini continueranno a fare i nostri mestieri. Lei ha iniziato da piccolo? Io ho iniziato a 9 anni a fare il falegname, ne ho 51 e ancora faccio il falegname. Complimenti. Grazie. E tra antichi mestieri e storia continua il viaggio
E si parla adesso di grandi sapori. Buonasera! Buonasera! Qui cosa offrite? E allora poi offriamo pane fritto, spinci con la ricotta, pane fritto col vino. E abbiamo tante cose casarecci che facciamo, di più quello che possiamo. E qui vediamo all'opera, cosa state facendo? E allora qua facciamo i spinci fritti e pane fritto. Quali ingredienti occorrono per questo antico piatto della tradizione? E allora mettiamo uova, latte, farina, un po' di lievito, birra, acqua e sale, zucchero e sale. Li facciamo come una volta, alla vecchia tradizionale, come facevano i nostri genitori. Quale invito facciamo per quei giorni? Di venire a godere anche di questo? Di venire tutti a vedere i nostri sapori, i nostri cose che facciamo per questo bellissimo presepe di Barcellona, e siamo orgogliosi che tutti ci vengono a vedere e ad assaggiare tutti i nostri prodotti. Quante emozioni vi saranno in quel giorno? Tantissime, perché già l'abbiamo vissuto nei scorsi anni e quindi sappiamo la popolazione Ormai che sono viene e che viene apposta a vedere il nostro presepio che è bellissimo, è uno dei più bei presepi che c'è a potete mangiare tutto. Quale invito facciamo? Di venire a assaggiare tutto quello che noi facciamo, che è buonissimo, ogni anno è sempre più buono. E tutto gratuitamente per tutti voi? Gratuitamente, sì, tutti questi impasti li faccio io e qua con tutto l'aiuto li prepariamo. E allora le signore si meritano un grande applauso e un grande invito, quello che diamo noi, quello di venire qui a godere di tutto questo. Grazie, un caro saluto. Andiamo con la degustazione. E buona degustazione, grazie. Prego, però Un caro saluto. Adesso toccherà a noi assaggiarlo. Le mani al cielo tutte e tre, guardate. Ci vediamo per Natale. E vi aspettiamo. Sicuramente che siamo qua per voi e per tutti. Sì, si deve far lievitare 4-5 ore perché deve lievitare abbastanza. Abbiamo una gastronomia, facciamo un po' di tutto. I nostri genitori ci imparavano a fare un po' di tutto. Oggi invece è un po' tutto diverso. Oggi è diverso. Però erano migliori. Siamo abbastanza orgogliosi che tutti ci vengano a trovare e assaggiare i nostri prodotti che facciamo. Cosa stiamo preparando? Il pane fritto. Quindi la mettiamo così il panello nell'olio caldo? Sì, qua mettiamo quelli grandi, I contenitori. Di una volta, i contenitori grandissimi, perché poi si deve fare tante cose. L'abbiamo fatto per voi e per chi ci viene a trovare. Soltanto una frase per invitare tutti in quei giorni. E cosa si prova in questo? Si prova un'emozione grande, è un punto di comunicazione con tutti e stare insieme. Quale strumento abbiamo ascoltato? L'organetto. È un organetto che ho imparato da grande e che suono per passione. Quindi sarà presente in quei giorni del presepe? Certo. Sono presente nel presepe vivente perché, come dico, è una comunicazione con tutti noi per stare tutti insieme. E percorrere tutte queste zone, tutte queste aree, ascoltando questa musica davvero sarà una grande emozione. È bella perché ci sono delle fisarmoniche del maestro Pippo Benevento
e siamo tutti qua. Almeno siamo 10 fisarmoniche con organetti. Complimenti, grazie. Grazie a lei. E siamo in compagnia di? Rosa. Signora Rosa, ma ha la Maida davanti a lei. Sì. Come una volta ci preparerà che cosa? I macaroni. Quali sono gli ingredienti? E semola, l'uovo se si vuole mettere, se no anche senza uovo. E acqua. Allora, gli ingredienti ci sono già. Sì. Non resta altro che iniziare la preparazione. Allora, possiamo dare il via alla preparazione dei maccheroni. Quindi stiamo aggiungendo l'acqua. Quindi avremo anche i maccheroni nel presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto di Sant'Andrea. Sarà presente in tutte le giornate? Lei? Sì. Quando ha imparato a fare i maccheroni? Qua a casa da una signora Non è mai troppo tardi. a casa prima che ho fatto. L'acqua va aggiunta piano piano. Dipende quello che ci vuole. No, questo è un altro angolo del presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto. Sì, questa è probabilmente la cucina, come potete visionare, era probabilmente la cucina di questa antica casa, diciamo, colonica. E avete deciso di dedicare dei momenti anche alla preparazione dei piatti tipici della tradizione. Un attimo solo. E guardate la cucina. Qui si continua a impastare, quindi bisogna raggiungere un impasto idoneo. Sì. Morbido. Ma poi li faremo con la maida, li faremo con il buco di questi maccheroni? Sì, con questi. Che è un'erba che si chiama Junco. Junco, sì. Quindi ancora qualche minuto per impastare, magari noi andiamo a vedere il forno perché abbiamo infornato il pane. Amici, voi fateci sapere da dove ci state guardando, seguiteci anche su Bella Sicilia, Onda TV. Prego. A che punto siamo? A buon punto. Si può uscire. Guardate. E condire. Vai Beccano. Tra poco lo condiremo anche. Sì, lo condiremo, siamo pronti. Restate con noi fino alla fine del video, vivremo anche questo grande momento. Peccato che non riusciamo a farvi capire il profumo che sentiamo adesso. Profumo di una volta. Col pane, guardate, pane cotto in forno a legna. Seguiteci in pagina, tra poco vi regaleremo altre anteprime di questo presepe. Ora lo condiamo con olio, sale, origano, peperoncino chi lo vuole. Buon appetito. E guardate, preparato davanti ai nostri occhi, cotto nel forno a legna. Un profumo che non riusciamo a testimoniarvi e raccontare, ma vi lasciamo immaginare. E avrete l'opportunità, la fortuna di godere dei sapori antichi al presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto. Prego. Ed ora come sarà condito? Olio, sale, origano e poi gli altri Pepe ingredienti nero. chi li vuole. Chi devo fare, come dice lui? Peperoncino. Chi lo vuole c'è il peperoncino. E ora tutto. dal produttore al consumatore. Olio nuovo. Sale. E sono i sapori della nostra terra preparati come una volta. E tagliato con le mani, come una volta. Cosa vi ricorda questo video? Lasciatelo scritto nei commenti. E seguiteci perché stiamo per immergervi in una storia lontana che tutti potrete apprezzare. Pane caldo caldo, appena uscito dal forno. Appena uscito dal forno. Si vede anche perché fuma, che è una bellezza.
E vi sarà una degustazione gratuita in quei giorni. Sì, anche durante giustamente il ricevimento del presepe sarà sempre fatto così e gratuita per tutti. Giusto Padre Pietro? Salutiamo tutti coloro che si stanno collegando in questo grande momento di sapore, i sapori di una volta. Col profumo dell'olio extravergine di oliva. Origano. Noi auguriamo a tutti voi una buona degustazione. Ma le sorprese non finiscono qui perché, guardate, tutti pronti, Aspettando la degustazione. aspettando la degustazione, e noi vi sveliamo altre sorprese. Perché guardate qui, anche i maccheroni preparati come una volta nella Maida. Signora, buonasera. Buonasera. A che punto siamo? Quasi pronti. Ora li facciamo. Ripetiamo gli ingredienti per i maccheroni. E allora, semola, acqua e qualche uovo. Anche senza però si possono fare. Ed anche questo piatto gratuitamente per voi, per coloro che verranno al Presepe Vivente di Barcellona Pozzo di Gotto nelle giornate che sveleremo a fine video con l'invito finale. Nel frattempo collegatevi e fateci sapere cosa ne pensate. Però deve usare un pochino prima. E questa è la cucina di una volta. Guardate, immaginate come si viveva una volta, con la semplicità, ma era tutto ciò di cui si aveva bisogno. Cosa ne pensate dei tempi passati? Fateci sapere anche se c'è un po' di nostalgia nei vostri occhi. Mentre adesso un po' di musica. Le degustazioni sono iniziate, il calore vi è, non soltanto quello dato dall'antica conca che riscaldava gli ambienti di una volta, ma anche dall'energia che si respira qui. Certo, ora tornerò perché vi facciamo vedere in diretta in questo breve video anche l'origano, il pane spezzato con le mani, anche le acciughe. Anche le acciughe ci sono. Pippo lo spezza con le mani. Giuseppe, Peppone, Peppino, prego Giamboccia, ecco qua. Queste erano le merende di una volta? Le merende anche... Che sono ritornati di moda. Anche le colazioni. E anche le colazioni. Vai. Ecco qua. Ripetiamo cosa vi è in questo pane. Prego Giamboccia. Olio, sale, origano e acciughe. Cosa ne pensate di questo piatto? Lasciatelo scritto nei commenti. Quando potranno godere tutti gli amici di Bella Sicilia di questa anteprima, di quello che abbiamo visto sinora? Abbiamo visto soltanto il 2% in questo breve video. Venite a trovarci il 25, 26 e 28 dicembre, l'1, il 4 e il 6 gennaio. Entrata da Piazza Mercato, entrata, come diciamo, libera. E qui in quest'altra stanza cosa troviamo? Qua c'è un antico mestiere che ormai oggi non esiste più. Uspiritaro. In cosa consisteva questo mestiere? Questo dall'arance amare, dalla buccia dell'arance amare veniva estratta lo spirito, probabilmente. E guardate, anche chi ci mostrerà. ed è una dimostrazione in diretta. Si tagliano così, questo è il rastello, metto così,
e si mettono nell'acqua qua con la calce, che calce non ce ne abbiamo, per indurire. Davvero sarà un salto nel passato. Sì. Proprio questo mestiere ormai, diciamo, è stato tutto sostituito meccanicamente. Una volta li facevano le donne, il giorno cavavano così, poi la sera andavano gli uomini, la notte e vedendo la foto storica alle sue spalle vediamo che c'erano tantissime persone impegnate. ecco questo qua. Allora, Chi si ricorda questo antico mestiere lo scriva nei commenti. questo era un culino, quando prendevano le bucce e li chiamavano così qua sopra. Così. Io non ci ho fare capire dove c'è la candela domata come esce spirito. Ma quel giorno approfondiremo e vedremo tutto al meglio. Si spremano così, piano piano, ne facevano una quantità, 4-5, stavano dalle 10 al mattino. Poi facevano, usciva questo. Questo è lo spirito che abbiamo fatto l'anno scorso qua. Un presepe vivente che serve per non dimenticare gli antichi mestieri. Guardate che bel profumo che Si fa un tuffo nel passato. Un bel profumo. Ai giovani queste scene è importante farle vedere. Sì, è giusto anche fare conoscere alle giovani generazioni quello che facevano i nostri nonni, non i nostri genitori, ma i nostri nonni. È bello riproporre, diciamo, quello che avveniva nella nostra terra, che so, 50 anni fa, 80 anni fa. Si facevano tanti sacrifici, però c'era l'unione, c'era la felicità anche dello stare insieme. Sì, oggi il mondo è un po' cambiato, forse. Sì, si viveva come una grande famiglia. Speriamo comunque di riscoprire quei legami che ci dovrebbero unire sempre più. E penso che accogliere il mistero del Natale ci può portare a questo, no? A diventare sempre più un'unica grande famiglia, a unirci sempre più fra di noi. L'augurio di buon Natale è anche questo, no? Che non soltanto che accogliendo il Figlio di Dio diventiamo una famiglia. Grazie. E noi vi aspettiamo a Barcellona Pozzo di Gotto per vivere questo e tanto altro. Grazie per essere rimasti in nostra compagnia fino alla fine di questo video di anteprima. Seguiranno tanti altri contenuti che approfondiranno le giornate. Grazie a voi di essere venuti qua da noi. Un abbraccio a tutti quelli che ci guardano. Signora Rosita, ma la vediamo pronta per infornare il pane? Sì, grazie. Ma l'ha preparato lei? Sì, l'ho fatto io, è vecchio metodo, fatto con le mani a pugnetti nella famosa madia. E tra poco lo inforneremo qui nel forno a legna. Qua nel forno a legna, sì signore. Un salto nel passato. Un salto molto nel passato, sì, perché ora non fa nessuno più le mani, cioè non mette nessuno le mani in pasta. Invece lo faceva quando era piccola? Da chi ha imparato? Molto piccola, 8 anni. Ho iniziato a 8 anni a fare questo lavoro, ma non per casa nostra, non per vendere.
per la famiglia. Adesso state riproponendo il pane come una volta in occasione del presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto? Sì, ma io lo faccio anche a casa, per noi, per la nostra famiglia, ma qua lo faccio proprio per loro. Qual è stato il tuo ruolo? Qual è il tuo ruolo all'interno di questo presepe? Intanto come ti chiami? Mi chiamo Fabio, il mio ruolo principalmente, essendo uno dei organizzatori promotori, è principalmente dare una mano a qualsiasi figurante che ha di bisogno, e altrimenti sono nella scena del palmento a pigiare l'uva. Lei come si chiama? Salvatore Bambaci, sono un artigiano sarto e contribuisco ai figuranti di questo bel presepe da 4 anni, se Dio vuole. È molto bello vedere le persone che vengono qui e magari restano anche stupiti. Sì, onestamente sono stupiti perché vedono delle cose che in altri posti non si vedono. Qua vedono tutte le persone, ognuno con il suo mestiere. Sono Francesco Bartolone, è un pensionato che aiuto la comunità e fa piacere vedere tutte le persone che vengono a guardare. Darà un contributo anche nelle giornate del presepe, sarà un figurante? Certo, anche in quelle serate sono figuranti. Quale sarà il suo ruolo? Accendere fuochi o dove c'è più di bisogno. Lei come si chiama? La Spada Giovanni. Cosa farà in quelle giornate del presepe? Nella falegnameria sono il falegname. Perché all'interno c'è un'antica falegnameria. C'è un'antica falegnameria. Salve, io sono Romeo De Pasquale, faccio il fabbro, da parecchi anni faccio parte di questa comunità, sono molto contento e soprattutto vedo le persone ogni anno che vengono a trovarci con una soddisfazione e una luce diversa e hanno il modo di dirlo che qui il presepe è vivo. Lei invece? Salve, sono Giovanni, niente, io collaboro con loro, mi piace portare avanti proprio i vecchi mestieri e la cultura siciliana che mano a mano va a perdersi. Niente, collaboro ove c'è di bisogno a sostituire qualche figurante, non ho un ruolo principale in tutto il presepe. Allora, salve, sono Paolo Giunta, io diciamo che il mio ruolo principale è essere all'ingresso a far entrare le persone, perché logicamente non possiamo lasciare l'ingresso libero, facciamo entrare a blocchi le persone, però se c'è bisogno da qualche altra parte diciamo mi sposto tranquillamente per non lasciare i posti vuoti, che magari è brutto vedere posti vuoti, postazioni vuoti dove non c'è nessuno che rappresenta un mestiere. Ingresso da Piazza Mercato, quindi grandi parcheggi, non ci saranno problemi a trovare un posto per l'auto, e poi ingresso libero. Ingresso libero, il parcheggio enorme è l'ultimo problema che può trovare diciamo, per venire al presepe a Sant'Andrea, ma sicuramente il problema è non venire, cioè nel senso che meglio venire per trovare la bellezza e vedere l'emozione che si prova all'interno di tutte queste delle 6 sere che ci sarà il presepe. Perché non perdersi questi grandi appuntamenti? L'emozione diciamo, che venite a vedere parlerà da solo. È impossibile mancare. Venite tutti. Degusterete tanti cibi ogni sera in modalità diversa. Vi aspettiamo tutti al presepe. Non mancare, per favore. Non è soltanto vedere un presepe vivente, ma anche riflettere sul significato vero e profondo del Natale. Venite a vedere il nostro presepe, che non resterete delusi. La comunità accoglie tutti, anche il presepe vivente accoglie tutti voi che verrete a trovarci. Venite, vedrete tanti vecchi mestieri persi. Io vi dico già grazie da adesso, venite a trovarci. E siamo noi che ringraziamo voi e tutti coloro che hanno contribuito a tutto questo. Vi aspettiamo a Barcellona Pozzo di Gotto in questi giorni per vivere insieme questa grande magia. Grazie, un caro saluto e al prossimo video.